L'ex Presidente del Consiglio Conte, oggi leader del Movimento 5 Stelle, che idea si è fatto di questo governo tedesco che ha cercato di mettere tutti dentro per fermare gli estremi? La convince Merz? Ma guardi, sicuramente è un governo che parte in difficoltà e conferma questo, la difficoltà di un paese che è stata sempre un po' la locomotiva e ha espresso una leadership in Europa. Quindi oggi le democrazie sono fragili, sono in difficoltà in tutto l'emisfero occidentale, direi, e la Germania non fa eccezione, con l'aggiunta che stanno prendendo una china rischiosissima e pericolosissima, perché hanno un problema ovviamente di crollo della produzione industriale e stanno cercando di sopperire a questo crollo come a portata di mano hanno l'economia di guerra. Quindi stanno portando tutta l'Europa, con la complicità di von der Leyen e della nostra Meloni, a questo piano di riarmo. Loro hanno deciso di... Hanno fatto il cambiamento alla Costituzione addirittura, assolutamente, no? In 4 e 48, cioè paradossalmente hanno imposto a noi per decenni l'austerità e quindi in qualche modo una strettoia giugulatoria e non ci hanno fatto neppure crescere ovviamente per questo dogma rigorosissimo dell'austerità. E loro hanno cambiato la loro Costituzione in 4 e 48 perché adesso devono investire sino a 1.000 miliardi nei prossimi anni per questo piano di riarmo. Loro hanno la capacità fiscale per farlo e adesso hanno anche gli strumenti del piano di riarmo che li ha portato un piatto d'argento Meloni, von der Leyen. Quindi lei dice hanno sbagliato prima quando ci... E stanno sbagliando adesso per la perché, seconda volta. Scusate, vi faccio solo una domanda ai telespettatori. Prego. Se oggi noi, un paese come la Germania, che ha un problema obiettivamente della produzione industriale, lo risolve riconvertendo la Volkswagen, anziché fare automobili cercando di intercettare il futuro, Toyota l'altro giorno ha anticipato addirittura un'automobile a idrogeno. Sì. Loro invece che cosa fanno? Fanno carri armati e missili e fanno questa riconversione di tutto il sistema della metallurgia in questa direzione. Quando terminerà questo piano di riarmo saranno costretti a continuare su questa linea. Ma le fa paura l'idea, Presidente Conte, l'idea di una Germania, qualcuno lo dice, di una Germania che si riarma così? O è un paragone anche un po' stupido quello di paragonare la Germania di Merz di oggi con quella che poi dalla Repubblica di Weimar portò al nazismo? Guardi, le faccio un ragionamento che avrei fatto poi andiamo all'Italia. Ipotetico Consiglio europeo con prima Scholz e Merz oggi. Ecco, se lei ce li avesse davanti, cosa gli direbbe? Direi davanti a tutti, in modo trasparente a tutti i colleghi. Scusa, caro Merz, abbi pazienza, noi abbiamo impiegato decenni per costruire un mercato comune europeo e per cercare di crescere tutti simmetricamente. Oggi voi pensate che risolvete il problema, voi che avete capacità, investite centinaia e centinaia di miliardi per diventare oggi una superpotenza militare. E pensate che questo sia il futuro dell'Europa? Cioè il modello sociale europeo, quello che investiva su sanità, investiva su formazione, lavoro, investiva su scuola, investiva sulla ricerca, sull'università, oggi è diventata l'economia di guerra. E noi vogliamo offrire un futuro ai nostri giovani ed essere credibili con tutti i popoli europei. Che cosa? Costruendo questa economia di guerra e dicendo che è tutta colpa della Russia e siamo costretti a rincorrere sul piano militare. E che cosa ne sarà, caro Merz, dell'Europa dopo che abbiamo costruito un mercato comune europeo con una certa simmetria, quando voi correrete avanti in questa direzione e noi arrancheremo dietro? Perché noi non ce lo possiamo permettere. Questo è il messaggio. Noi intendiamo diventare una superpotenza militare anche per scelta ideale. La nostra Costituzione parla del ripudio della guerra. Sì, come strumento per risolvere i conflitti, però non come strumento per la risoluzione dei conflitti, no? Certo, all'articolo 11. Ma io non sono antimilitarista, chiariamolo questo discorso. Il Movimento 5 Stelle non è antimilitarista, perché noi sappiamo dell'importanza anche di una difesa, degli attacchi anche per quanto riguarda della deterrenza, quindi il valore della deterrenza. No, mai contestato l'aggiornamento tecnologico, ma qui è diverso. Qui creeremo delle asimmetrie tra è chiaro. Scusate, mi sembra interessante il discorso che lei ha mandato a Merz, però mi sembra interessante. AfD? Caro Merz, scusami, AfD adesso la danno al 25 e al 26% e domani che farà? Sarà il governo, semmai. Però... E se sarà il governo con una superpotenza militare, la Germania, che cosa ne sarà? Visto che già oggi voi dite che sono degli estremisti radicali di destra. Potrebbe crescere ancora. Guardi, per chiudere questo argomento, è molto interessante questa pagina come la stiamo affrontando. Alice Weidel... Scusi, solo per dire...
Al tavolo si parla chiaramente, perché noi non Meloni lo possiamo farà però, immagino, no? Ma non l'ha mai fatto sin qui. Immagino che quando si trovi a quattro Meloni occhi... è andata, pensi un po', Sì. a sottoscrivere il patto di stabilità franco-tedesco senza fiatare. Poi c'è ritornata, quindi loro adesso hanno fatto saltare l'austerità, ci hanno fatto a noi sottoscrivere. Noi l'abbiamo firmata, però. Noi l'abbiamo firmata e lei è ritornata a Bruxelles con Crosetto a chiedere lo scorporo delle spese militari per favorire la Germania e poi ha firmato anche il piano di riarmo. Scusi, quando deve parlare Meloni? Ha avuto tante occasioni. Allora, facciamo un piccolo passo avanti, visto che su questo tema qui. Alice Weidel, la leader di Alternative for Deutschland, dopo che è uscito questo rapporto fatto dai servizi segreti, un rapporto di 1100 pagine, intanto lei giustamente, come diceva, Alternative for Deutschland sta al 26%. Ora, c'è questo rapporto dei servizi segreti che dice che è un partito che sostanzialmente dovrebbe essere messo fuori legge, perché è un partito contrario alle regole, alla Costituzione tedesca. Senta come si è difesa la leader del partito di estrema destra. Sentiamone un passaggio rapidissimo. La diffamazione di Alternative for Deutschland da parte dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione è completamente strumentalizzata dai partiti politici. È un attacco a tutto campo e senza precedenti alla democrazia e alla libertà di espressione. Ci opporremo a questi tentativi illegali di diffamazione del nostro partito. Allora, qua ci vuole anche il giurista Conte. Attenzione, il dossier di Alternative for Deutschland è questo: 4 anni di indagini dell'Ufficio federale, si chiama così il Servizio di Sicurezza Interno, per la protezione della Costituzione. 1100 pagine non pubblicate, è uscita qualche indiscrezione, e il risultato è non compatibile con l'ordine democratico. A questo punto può essere usata dal Parlamento per chiedere la messa al bando. Questa è la complessità. Guardi, qui più che il giurista le parla, come dire, un cittadino che vuole esprimere buon senso. Il problema, vede, non è i 4 anni di indagine, 1100 pagine di indagine dell'Ufficio federale che ha istruito questo dossier molto complesso. Servizi segreti. E io, attenzione, parliamo di servizi segreti peraltro, quindi non di un'autorità giudiziale terza indipendente. Perché dice dipendono dal governo. Diciamo che andranno vagliati ovviamente questi dossier, eccetera. Ma io l'ho letto anch'io, tante dichiarazioni. Io sono convinto che AfD abbia una ideologia che sia costruita anche sul mito, la mitologia della violenza, della sopraffazione, dell'ordine gerarchico che mi fa molto preoccupare e completamente distante da me, dal Movimento 5 Stelle, eccetera. Però il problema è quel 26% di cittadini che ritengono che questa sia una proposta politica convincente. Accettabile. Come li facciamo a cancellare il 26% di cittadini tedeschi che in questo momento dicono che questa è una proposta politica? Questo è il problema della democrazia. È la ragione per cui quando Meloni ha vinto le elezioni con Fratelli d'Italia e questa maggioranza del 2022, io sono stato forse l'unico nell'area progressista che non li ha demonizzati con la storia dell'antifascismo. Sono preoccupatissimo per le derive illiberali. L'ultimo decreto sicurezza è osceno, perché addirittura va a comprimere il dissenso politico, la resistenza passiva, ma non è quello il terreno su cui io li combatto. Io oggi dico a voi cittadini, adesso credo che ne parleremo, perché subito, certo. l'Istat ci sta trascinando questo governo incapace veramente nel disastro economico più totale, e ormai è un processo che dura da tanti anni. Guardate che siamo quasi ormai a 3 anni di governo. Ha tutto il segno meno, guardate, così l'ha introdotto, ma insomma ve lo facciamo vedere da questa agenzia. L'Istat, vendita al dettaglio a marzo, meno 0,5%, meno, vai a fare uno zoom, anzi lo faccio qua io, meno 2,8 sull'anno. Quindi questi sono i dati economici. Se li vedete, li possiamo scorrere tutti, sono tutti meno 0,9, meno 0,3, la flessione su base annua, le vendite al dettaglio registrano una variazione negativa del 2,8, anche sui beni alimentari. Insomma, è chiaro che il quadro che fa l'Istat, e l'Istat, diciamo, non è un'agenzia. E allora ritorno alla politica. Dottor Parenzo, ritorno alla politica. Io non chiedo a Giorgia Meloni di dirmi la frase giusta per dichiararsi antifascista, anzi prendo atto che l'ultimo 25 aprile, la celebrazione della liberazione, lei ha fatto un passettino
pochettino, sempre un po' timido in più. Per una che viene da quel mondo lì e che ha ancora quei legami, è già tanto. Io la inchiodo sulla sua incapacità, perché questi dati oggi, questo crollo dei consumi, significa che la gente non ha più soldi neppure per fare la spesa alimentare. Quello che mi preoccupa non sono solo i consumi non alimentari, ma il crollo dei consumi alimentari. Meno 4,2. La gente sta facendo costretta a fare una dieta da questo governo incapace, e uno potrebbe dire: ma perché te la prendi con la Meloni? E con chi ce la dobbiamo prendere? Perché questo crollo dei consumi viene dopo 25 mesi di crollo della produzione industriale. Ora io dico, scusate, 25 mesi di crollo della produzione industriale. Avete mai sentito Giorgia Meloni, dopo 25 mesi, dire qualcosa sul crollo della produzione? Lei dice che l'occupazione è cresciuta, secondo i dati. Dice l'occupazione è un po' cresciuta, magari i contratti ancora non... Questo significa mentire agli italiani ed è irresponsabile per un Presidente del Consiglio. Come fa un Presidente del Consiglio ad assistere per 25 mesi consecutivi al crollo della produzione industriale, più 30% di cassa integrazione? Era normale ed evidente che arrivasse anche il crollo dei consumi, e adesso è arrivato. Come fai a dire che va tutto bene? Come fai a prendere in giro i cittadini? Come fai a governare pensando che con un tuo video in cui diceva tutto bene risolvi con queste menzogne? Questi sono dati oggettivi. Oggi verrà al Senato, era tanto che questo non accadeva, l'appuntamento era stato spostato perché poi c'erano state diverse vicende, la morte del Papa anche ovviamente. Pressappoco oggi Meloni dovrebbe rispondere alle 13:30 su questi punti: la risposta italiana dei dazi di Trump, l'acquisto del gas dagli Stati Uniti, il caro bollette caro vita, 25 mesi di calo dell'industria, le spese della difesa al 2% e ovviamente anche la posizione dell'Italia sui diversi conflitti, Medio Oriente da una parte, l'Ucraina dall'altra, e oggi c'è quest'altro, India-Pakistan. Posso dire una cosa? Prego. Anche noi stiamo caricando ovviamente di significato questo passaggio della Meloni. Ma il problema perché era tanto che non accadeva, ma è ovvio che lei non si confronta e non si confronterà mai e continuerà a dire che va tutto bene. Però il problema qui sono le misure oggettive, sono le soluzioni che non ci sono. Cioè non sono le parole che dirà oggi Meloni che risolveranno questi problemi oggettivi. Questi sono tutti problemi oggettivi. Oggi l'unica cosa che non può più prendere a pretesto il superbonus, l'ha preso per tanto tempo, ha detto che c'era un buco di bilancio, non c'è assolutamente, ma ormai tutti gli italiani sanno che i conti pubblici sono in ordine. È l'economia del paese che ormai sta affrontando il disastro puro, una crescita 0, dopo che ovviamente aveva ereditato invece un paese che era stata la locomotiva d'Europa, un paese che era nel G7, si era distinto per la ripresa incredibile grazie alle nostre misure. E lei che cosa ha fatto? Non c'è una misura. Quando lei parla in giro con i cittadini sono tutti arrabbiati. Però i sondaggi dicono, almeno quelli che abbiamo visto, che comunque non perde consenso per ora. Sembra rimanere, io dico sembra rimanere il primo partito. Il sondaggio è la fotografia di un momento, ma il trend... sono 3 anni di governo ormai, allora, no? Il sondaggio che dice che un Presidente del Consiglio è al 41% è uno dei punti più bassi. Di solito sono i punti di uscita dei Presidenti del Consiglio. Io sono uscito al 61%, altri premier hanno finito anche con... ma non è questo il problema. Non è il fatto che lei comunque ha ancora una vis comunicativa... No, perché forse manca anche un'alternativa tra tutte le forze di opposizione, cioè di dire, lei magari ci sono dei problemi enormi, però anche dall'altra parte il cittadino forse non vede... Allora, è un'obiezione, no? Innanzitutto questa obiezione può anche cogliere qualcosa nel segno, perché chiaramente da questo lato non c'è una coalizione cementata dal potere e da anni di consuetudine, di pratica del potere, come nel centrodestra, e questo è verissimo. Però non può sfuggire anche ai cittadini più disattenti che sui punti e passaggi principali, faccio un esempio, oggi abbiamo un problema dei redditi, cioè la gente non riesce a fare la spesa, ormai rinuncia a comprare beni alimentari. Sì. Noi abbiamo oltre 3,5 milioni di lavoratori e lavoratrici che lavorano, si spaccano la schiena e prendono salari inferiori ai 9 euro l'ora.
non hanno voluto neppure il salario minimo. Questa è la battaglia comune che diciamo vi riesce a tenere insieme. Hanno aumentato gli stipendi sino a 2.500 al mese a ministri e sottosegretari. Sai i pensionati con la minima quanto hanno dato? Hanno fatto vedere che c'è un aumento, 1,85 centesimi. Sì. 1,80, neppure 85. È un caffè, insomma. Ma neppure. No. Neppure. Cosa ci fai con 1,80 euro? Non te ne accorgi eppure. E così via. Noi abbiamo 4 giovani su 10 che prendono meno di 9 euro l'ora. Quindi lei dice l'opposizione... È aumentata. Quindi lei ci sta dicendo che l'opposizione può avere un'occasione di ripartire da questi temi qua. Stiamo lavorando su specifici questioni, su specifici Questo anche con Italia Viva, cioè con tutti, insomma. Stiamo lavorando soprattutto con AVS e il Partito Democratico, perché è chiaro che con cui vi sentite quasi tutti i giorni. Ci sentiamo spesso e ci confrontiamo, ma ovviamente è un percorso che stiamo facendo all'inizio della legislatura anche in Parlamento. Quando si tratta di trovare a questo punto delle soluzioni per un'emergenza del Paese, cioè le persone ci fermano per strada, vogliono delle soluzioni e noi le stiamo portando, ma ce le bocciano dappertutto, dovunque ti muovi. Non hanno accettato una nostra soluzione, sì, schiaffeggiando lavoratrici, lavoratori. Sulla sicurezza, faccio un solo esempio. Sulla sicurezza cosa fa? Arriva il 1° maggio e annunciano prendono dei soldi da una parte e dicono ci sono dei fondi, ma per fare cosa? No, sentiremo i sindacati le loro idee, ma non è che se mi sposti da una posta di bilancio all'altra e tu prendi in giro i cittadini che garantisci... Sì, solo dice un meccanismo di... Veniamo a una inchiesta che è andata in onda grazie a Corrado Formigli, 100 minuti, che lunedì è ripreso con un grande peraltro successo di pubblico, inchiesta dedicata a ex militanti, deputati del Movimento 5 Stelle che ora si sono dati in qualche modo a un altro mestiere che è quello del lobbista. In quell'inchiesta si parla anche di Massimo D'Alema. Dovremmo avere un estratto di 30 secondi da questi 100 minuti, vediamolo un istante, lo commentiamo con Conte. Le uniche armi che approvo io, signor Presidente, sono nobili e incruente, lo sciopero e il voto. E dopo aver ascoltato le parole della Basilio parlamentare, ascoltate le parole della Basilio lobbista, nella audizione di cui vi abbiamo già parlato. Il nostro Paese quindi deve tornare ad essere competitivo a livello internazionale per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo e la vendita dei sistemi d'arma. Ma per raggiungere tale obiettivo le aziende ovviamente necessitano di una programmazione a lungo termine. Allora, d'inchiesta lunga, questa realizzata da Nerazzini e Formigli, è andata in onda lunedì. Lei che idea si è fatto di questi ex militanti del Movimento 5 Stelle, militanti, anzi, guardi, no, deputati, parlamentari? Stiamo parlando di persone che, peraltro, io non l'ho neppure conosciuta, non l'ho incrociata neppure. Diciamo, abbiamo fatto un percorso completamente nuovo. L'anno scorso, come sapete, la base ha scelto di rinnovare completamente il Movimento 5 Stelle. C'è un altro partito oggi? Siamo oggi un'altra forza politica completamente. Non disconosciamo i principi ideali del passato, ma ovviamente siamo in un contesto completamente diverso. Soprattutto un contesto, lo dico, in cui ci siamo resi conto che la selezione della classe dirigente è molto importante. Quindi non c'è più l'uno vale uno sostanzialmente. No, quando c'è un incarico pubblico uno non vale affatto uno. Questo è importante. Perché assolutamente occorrono innanzitutto una comprovata fede ideale, principi ideali, integrità morale solida. Occorre capacità e occorre anche competenza. Quindi se c'è un amministratore pubblico non può essere chiunque. Cioè lei dice non si può scegliere così a caso alla lotteria, ci vuole competenza. È stata un grande errore del passato di far credere che chiunque... E ovviamente con Conte non c'è l'uno vale uno. Assolutamente no. Nella sua classe dirigente che sta costruendo non c'è. Però c'è il grandissimo rispetto e ancora oggi anche la possibilità che un qualsiasi cittadino, perché noi non siamo legati a nessun potentato, non diventeremo mai lo strumento di qualche lobby, quindi nessuno, anche un semplice cittadino, se in buona fede, con grande spirito ideale, vuole ovviamente dare un contributo per il bene pubblico, da noi è ben accolto. Ma ovviamente devi fare un percorso. Abbiamo una scuola di formazione oggi, facciamo dei corsi per formare una classe dirigente ed è importante perché le nostre battaglie sono così sfidanti, noi siamo così scomodi. Pensi adesso un attimo sul piano di riarmo. Noi stiamo andando contro tutti, appunto, contro tutte le lobby che sono potentissime delle armi. E i nostri
europarlamentari, parlamentari nazionali stanno votando in ogni passaggio coerentemente mozioni, emendamenti, sempre contro questo piano di riarmo, contro ovviamente questa deriva, questa economia di guerra. Allora, per farlo vede che c'è una classe dirigente selezionata con maggiore attenzione, c'è una coerenza e una compattezza unica. Addirittura una scuola politica, mi stava dicendo. Una scuola politica. Si ricorda le Frattocchi, no? Lei era già sì, già oltre. Noi ovviamente ci siamo ammodernati, perché lo facciamo anche con la piattaforma tecnologica, lo facciamo con i nuovi strumenti. No, faccio vedere, però lo strumento di fare la scuola di partito. Però sono corsi con illustri accademici, esperti, professionisti. Cioè ci vuole competenza, questo dimostra che ci vuole competenza. Ma altrimenti come fai a elaborare delle soluzioni utili per i cittadini? Le voglio chiedere l'ultima cosa, nelle Marche, le prossime elezioni che ci saranno, andrete insieme, tutti insieme con Alleanza Verdi e Sinistra? No, però guardi, voglio ritornare al discorso di prima, solo perché lei giustamente ha fatto vedere questo scorcio di una trasmissione di questa indagine. Sì, di 100 minuti. Però visto che stiamo parlando di ex che adesso non sono più nel Movimento 5 Stelle, però vogliamo interrogare anche pubblicamente perché Fratelli d'Italia, il partito oggi di maggioranza relativa di governo che ha espresso il Presidente del Consiglio, ha nominato come Ministro della Difesa il Presidente dell'AIAD, lo dico a tutti i cittadini, e l'Associazione dell'Industria delle Armi, degli armamenti. Cioè Crosetto è stato preso, diciamo... ma è un'associazione di categoria quella, allora, no? se parliamo di lobbisti, è il primo lobbista. Però quella è un'associazione di categoria, sì, no? Ma perché va a fare il Ministro della Difesa? Non è un po' inopportuno o sbaglio? Beh, diciamo che se da Ministro della Difesa... Lo ha dichiarato lui qualche giorno prima, in un'intervista: è inopportuno che io nel mio ruolo vada a fare il Ministro della Difesa. Poi però l'hanno blindato. Evidentemente inizio a credere, ma questo piano di riarmo, questa decisione di portarci in quella direzione, forse era già scritta? Beh, era già scritta questa... Poi, diciamo, i conflitti si sono un po' allargati, India, Pakistan. Beh, diciamo però il conflitto russo-ucraino già c'era. Quello c'era. Il fatto di inviare armi a oltranza era già nella logica di questo governo quando si è insediato. E Marche? Nelle Marche dica. Andati tutti insieme, eh? Stiamo lavorando, ovviamente per noi sono prioritari i programmi, se i nostri obiettivi, i nostri programmi, quelle che sono, diciamo... Sa che lei quando si usa, io dico sempre, in politica, quando si usa il futuro faremo e il gerundio stiamo lavorando, vuol dire che ancora non c'è. Ma non è che stiamo lavorando per l'anno prossimo, stiamo lavorando in questi giorni. E oggi come la dai? Se si riuscirà a trovare una convergenza su quelle che sono alcuni dei nostri obiettivi prioritari, andrete insieme nelle Marche? Noi andiamo insieme. Fumata bianca. Altrimenti non andiamo insieme, con buona pace e attenzione, perché noi siamo l'unica forza politica, è successo in Puglia con Emiliano. Noi siamo l'unica forza politica che ha lasciato lì l'assessorati per uscire fuori senza chiedere nulla, se non protocolli di legalità e una logica che cacciasse via tutto quel trasformismo e tutta quella opacità nella gestione di quella regione. Grazie, attenzione. Presidente Conte. Lei è cattolico, immagino, no? Io sono Come cattolico. sta vivendo? Adesso vediamo queste immagini in diretta dal Vaticano. Come sta vivendo queste ore alle 16:30 conclave e alle 19 la prima fumata? Con grande attenzione, senza fare neppure pronostici, neppure in famiglia e con gli amici, sperando davvero, io credo allo Spirito Santo, che possa illuminare i cardinali in una scelta che è assolutamente importante, perché Papa Bergoglio, Papa Francesco, lascia una grandissima eredità. L'aveva conosciuto lei? Io l'ho conosciuto, l'ho incontrato spesso e ho avuto frequenti scambi, e lascia un'eredità importante. È stato forse il più grande riferimento morale e spirituale dei nostri tempi, anzi sicuramente il più grande. Qualcuno ha detto praticamente è stato un grande leader per tutto il mondo, inascoltato, è stato totalmente inascoltato. Anche politico, attenzione, perché il Vangelo, forse ce ne dimentichiamo delle volte, è una rivoluzione politica anche, sociale, economica, culturale. Quindi è ovvio che se tu sposi e proponi in modo così attuale e rivoluzionario quel messaggio evangelico, diventi anche politico, ma in senso ampio, in senso bene comune. Grazie Presidente Conte. Grazie, rivediamoci grazie presto, quando vuole ci può venire a trovare qui, e abbiamo insomma sempre tante cose di cui parlare. Volentieri.